Torri del Benaco è un paesino veramente bello. Il castello, il lungolago, il porto, non è solo una questione estetica, c'è tanto di più secondo me. La questione estetica è la copertina, perché c'è di bello qua intorno che sono tante realtà rurali, c'è una vita dietro a tutto questo, ci sono persone, aziende, cose, piccole realtà che ancora operano sul territorio e per il territorio. E queste secondo me sono le vere perle che vanno scoperte del lago, che vale la pena vedere. Ho scelto i sapori come veicolo di racconto di Torri e di tutto il suo territorio, perché l'attività che svolgo assolutamente sì. Mi vado a cercare queste piccole realtà perché mi entusiasmano, mi regalano veramente un qualcosa di più. Sono persone oltre alle cose e tante volte ci si ferma alla necessità di guardare il prezzo, di dover avere sempre l'efficienza, tutte queste cose, insomma, ma quando dietro poi al singolo prodotto c'è l'entusiasmo di una persona, per me è più facile anche carpire questo entusiasmo e poterlo trasportare poi al tavolo. La bellezza del lago è una cosa che è alla portata decisamente di tutti, basta passarci davanti, quindi tutti ne possiamo beneficiare e gioire. Le piccole realtà invece meritano di essere scoperte.